Buon pomeriggio, ben trovati a Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo della facoltà di medicina, parliamo di questo nuovo percorso, di questo semestre filtro cosiddetto, un percorso che è stato introdotto quest'anno, nell'anno accademico 2025-2026, per l'accesso a medicina e chirurgia, veterinaria e odontoiatria. Possiamo dire che questa è una fase preparatoria a iscrizione libera, che non prevede un test d'ingresso ma che ha ovviamente le sue regole, quel sbarramento a un certo punto del percorso che naturalmente porterà a una graduatoria nazionale per la collocazione dei vari posti degli studenti che si sono iscritti. Le università si sono giocoforza organizzate, il tutto è già partito da qualche giorno, dal 1° settembre esattamente. Cercheremo di capire come procede già dall'inizio e quali sono le prospettive secondo appunto i diversi punti di osservazione. Cominciamo dallo studio. Saluto e ringrazio il dottore Alfio Saggio, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Catania. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio, professore. Ci colleghiamo con Palermo, dove c'è il professore Marcello Ciaccio. Buon pomeriggio, il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo. Grazie per aver accettato l'invito, professore. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Adesso andiamo a Messina, dove c'è la professoressa Ida Milone, che è prorettrice alla didattica dell'Università di Messina. Ecco, questi ospiti collegati hanno già abbondantemente avuto a che fare con l'organizzazione di una importante novità, che è soltanto, diciamolo, all'inizio, no, del suo svolgimento e che certamente prevede poi una fase successiva piuttosto particolare. Vado subito a Palermo dal professore Ciaccio. Allora, professore, voi siete partiti ovviamente, come giusto che fosse, già all'inizio del mese di settembre. Come vi siete organizzati e soprattutto di che numeri stiamo parlando? Sì, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti. Come lei ha ben detto, e questo è bene chiarirlo preliminarmente, non è stato abolito il numero chiuso, ma sono state variate le modalità di accesso a medicina con l'introduzione di questo semestre filtro, che ha permesso l'iscrizione a questo semestre a tutti quanti, quindi un'iscrizione libera. Per seguire 3 discipline che sono chimica, fisica e biologia. Questo chiaramente ha comportato che tutti gli atenei si sono ritrovati con un numero di iscritti a questo semestre filtro piuttosto alto. Noi a Palermo abbiamo avuto 2387 iscrizioni e quindi chiaramente abbiamo dovuto adeguare l'erogazione della didattica di questo primo semestre, che poi è un trimestre in effetti, per numeri così elevati. A Palermo abbiamo optato per una didattica online, non avendo chiaramente le strutture per poter fare una didattica in presenza per tutti, e abbiamo ritenuto quindi, per fare una didattica che sia per tutti uguale, di farla per tutti a distanza. Questo chiaramente ha comportato, ma fino ad ora devo dire non abbiamo avuto nessuna difficoltà e nessun imprevisto, ha chiaramente comportato un adeguamento sia della rete informatica, sia diciamo di dove svolgere e dove alternarsi i docenti delle 3 discipline per erogare questa didattica. Quindi chiaramente ci siamo, come tutti gli atenei, dovuti adottare a questo nuovo metodo. E soprattutto ancora questo è un primo step, perché veramente dopo la didattica, chiamiamola frontale anche se a distanza, ci sono 2 appelli di esame che saranno il 20 novembre e il 10 dicembre contestualmente in tutto il territorio nazionale, dove chiaramente questi numeri così elevati di iscritti al semestre filtro dovranno essere valutati, e poi in base al miglior voto che avranno in queste 3 discipline in una delle 2 prove verrà stilata una graduatoria nazionale che consentirà, in base poi ai posti assegnati ai singoli atenei, di essere iscritti definitivamente o meno. Lei vede dei pro in tutto questo?
Allora, io credo che il sistema che avevamo prima diciamo, delle domande a risposta multipla anche su, diciamo, cultura generale e logica dovessero essere un po' cambiati, perché se a mio giudizio non rispondevano pienamente poi a fare una selezione per chi veramente avesse attitudine a fare il medico. Sicuramente questa nuova modalità che su 3 discipline, che sono 3 discipline di base del primo anno del corso dei piani di studi del corso di medicina e chirurgia, può selezionare meglio chi è, diciamo, ha le caratteristiche e quella predisposizione a fare poi il medico. Certamente però questi numeri elevati chiaramente comportano dei potenziali imprevisti che noi ci auguriamo non ci siano, ma che chiaramente maggiori sono i numeri, più alti sono i numeri, più facile che ci siano delle difficoltà. Ecco, quanti saranno a rimanere, diciamo, Allora, noi qui a Palermo abbiamo per tutti i corsi di laurea, perché come lei ha ben detto all'inizio è medicina e chirurgia. Noi a Palermo abbiamo anche un corso di laurea in medicina e chirurgia di indirizzo tecnologico, quindi con ingegneria biomedica, con insegnamenti pure di ingegneria biomedica, e abbiamo in totale per tutti i corsi di laurea 720 posti, di cui 510 per medicina, 80 per medicina di indirizzo tecnologico, 20 per odontoiatria e 50 per medicina veterinaria. Palermo attiva per il primo anno medicina veterinaria, perché è il primo anno che il Ministero ha attivato a Palermo questo corso di laurea in medicina veterinaria. Allora, mi sembra di capire dalla sua risposta che ciò che lei in realtà vede di buono in tutto questo è una maggiore, tra virgolette, mi passi il termine, giustizia nella diciamo, modalità poi di accesso definitivo, cioè nel senso tutti quei test che erano stati un po' attaccati per lo svolgimento, per come erano fatti, poi c'è stato il tempo dell'equalizzazione, erano tutti un po' passibili di severe critiche, no? Per quanto riguardava poi il giudizio. Lei probabilmente dice che in questo modo tutti studiano le 3 discipline, il medesimo programma, in realtà probabilmente questo è un po' più garanzia che chi alla fine arriva a ottenere il posto in medicina è giusto che ci stia, insomma, rispetto al nazionale, alla graduatoria. È così, professore? Ma soprattutto sono tre discipline del piano di studio del corso di laurea di medicina e chirurgia, quindi sono 3 discipline che servono per la formazione del medico. Perfetto, allora le avevo promesso 10 minuti, è stato qualcosa in più e la ringrazio molto per aver partecipato. Cercheremo però di ritornarci proprio per capire come evolverà nella seconda fase questo procedimento, e la ringrazio molto. Grazie a voi e buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, quindi è, come dire, garanzia di maggiore equità. Ecco, così abbiamo compreso. Volevo andare a Messina, così sentiamo appunto la professoressa Milone. Professoressa Milone, allora, su Messina invece non c'è l'attivazione dell'online per tutti. Avete trovato un'altra formula per garantire a chi poteva esserci di essere in presenza. Ci spieghi velocemente, unitamente ai numeri, naturalmente, della sua università. Certo, allora noi abbiamo cominciato con una programmazione che potesse comunque dare la scelta allo studente se venire in presenza o a distanza. Quindi l'organizzazione ha previsto l'utilizzo di 4 aule molto grandi che possono ospitare 1200 partecipanti, che sono quelli iscritti al semestre filtro. E quindi noi eroghiamo in presenza e contestualmente a distanza per coloro i quali magari non risiedono a Messina o in provincia, oppure sono dei lavoratori, oppure diciamo, hanno da altre esigenze tali per cui non gli consentano di essere in presenza. Devo dire che ad oggi la risposta è stata molto positiva. Noi abbiamo praticamente le aule piene, tutte e 4, e
circa una cinquantina, sessantina di collegati online, quindi questo significa che c'era un'esigenza di formazione, di contatto tra gli studenti e con i docenti. Ecco, lei, noi ci siamo sentite, mi parlava di 1200 appunto iscrizioni. Sì. C'è stata una flessione rispetto all'anno precedente? Ma diciamo... guardi, noi generalmente su medicina andavamo circa nei test, durante i test, Certo. anche se l'anno precedente è stato un po' particolare perché c'era il doppio test ad aprile e a luglio. Allora, parliamo dell'unico test, quindi 2 anni fa, noi giravamo sui 2000 partecipanti. Quindi c'è stata una flessione. Quindi c'è stata una flessione, però io credo che questa flessione non si debba leggere semplicemente come un mancato interesse verso l'iscrizione a medicina o odontoiatria o veterinaria, ma con l'opportunità che si è aperta, soprattutto con i corsi online, che lo studente ha la possibilità magari di fruire della formazione anche in un'università più prossima a quella della sua residenza. Ecco, quindi però... io credo che l'analisi vada fatta in maniera globale, non riesco in questo momento ad avere una chiara idea. Allora, la flessione, io vado subito dal presidente Saggio che ha tutti i numeri catanesi e quindi quanto a numeri ci possiamo stare, però con lei voglio partire, e poi i numeri me li dà, su questa flessione. Questa flessione è, credo di aver capito, anche sul territorio nazionale. Questa nuova modalità potrebbe avere scoraggiato qualcuno, Presidente? Noi come Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici abbiamo fatto una diagnosi abbastanza precisa per noi. Praticamente si aspettava un'adesione di circa 70.000 studenti, invece sono stati intorno ai 54.000, quindi c'è questa flessione apparente, però secondo noi è una cosa abbastanza positiva, perché secondo noi questi 54.000, siccome dovranno sottoporsi a uno stress di 2 mesi e qualche giorno di full immersion per fare questo tipo di semestre, che poi è un bimestre formativo. Certo, formativo. Dovranno stare dalle 9 alle 17 in presenza oppure con una sorveglianza sulla loro presenza molto particolareggiata, perché c'è il QR code, eccetera, sono controllati, non possono mancare. E quindi secondo noi chi ha intrapreso questa carriera o vuole prendere questa carriera è più motivato rispetto ai precedenti, in quanto prima con una spesa anche minore, perché si pagavano dai 60 ai 100 euro a seconda dell'università, si faceva quel test in una mattinata e poi si vedeva che cosa veniva fuori. Oggi invece chi va a fare questo tipo di scelta sa che deve fare, intanto deve pagare 250 euro che non vengono rimborsati se vieni escluso, e poi deve farsi 2 mesi di cattiva vita, perché deve studiare veramente, deve stare sul pezzo, e quindi molti che secondo noi non avrebbero fatto oggi sono molto più motivati quelli che sono. Più motivati. Allora, noi ci dobbiamo fermare per una pausa di pochi secondi e torniamo naturalmente a parlare qui della Facoltà di Medicina e Chirurgia. A tra poco. Siamo tornati in diretta a Sicilia 24 Focus, ci occupiamo del nuovo corso delle facoltà di medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria, insomma ne stiamo parlando con esperti, con chi lo vive dal di dentro, anche perché molto spesso su questo argomento, e sono sicura che fra poco la professoressa Milone mi potrà confortare, purtroppo diciamo a volte ci sono stati un po' luoghi comuni, informazione non corretta, ci si è convinti di cose che non erano, quindi professoressa fra poco le chiederò di sfatare insomma qualche falsa notizia. Catania, ecco, abbiamo sentito un po' i numeri, professore Saggio, dottore Saggio, scusi. Catania c'ha il record perché c'ha 20 posti in più, 20 iscritti in più rispetto a Palermo, perché sono a Catania in questo momento gli iscritti sono 2380, di cui 115 in odontoiatria, per 500 posti, quindi ne entreranno 500, quindi su 2005-2004 1.800 resteranno fuori, quindi questo non è bene. Per quanto riguarda il discorso, Catania ha fatto una cosa
che forse è stata costretta a farla, cioè fare tutto online. Sì. Devo dire che questo ha una convenienza per i poveri studenti, perché fare 2 mesi, 3 mesi a Catania significava affittare stanza, eccetera, eccetera, e quindi magari poi non vedendo uno però sbocco. si presume, dottore Saggio, che diciamo, chi sceglieva come prima possibilità a Catania, magari proprio no, sono i catanesi, certo la provincia. La provincia viene, diciamo, viene Però, favorita da questo discorso dal punto di vista logistico e non è indifferente in questo momento di difficoltà economica generale. E quindi alla fine ci saranno gli inconvenienti della lezione online, ma ci sono questi vantaggi per i poveri studenti che potranno stare a casa loro. E a questo punto io voglio dire una cosa un pochettino cattiva. Il ministro finalmente si è accorto che le scuole di preparazione per questi esami non esistono ancora. Lei pensava che finissero, invece esistono infatti ancora. glielo volevo chiedere quando si parlava dei costi da sostenere. Quest'anno appaiono di meno, perché siccome non c'è stato il tempo, però si prevede che per l'anno prossimo cominceranno fin da gennaio e da febbraio a fare questi corsi di full immersion per preparare le 3 materie. Io vi dico una cosa che ho saputo, imbarazzante: ci sono delle scuole che fanno questo tipo di discorso, che oggi cosa fanno? Siccome non c'è il tempo, hanno preso questi poveri studenti e li fanno collegare alle lezioni dalle loro sedi. Per cui durante la lezione sono nella sede della scuola che dovrebbe integrare la preparazione. Ecco, quindi il business questo è rimasto. noi purtroppo non possiamo ovviamente testimoniarlo in prima persona. No, però voglio dire, il discorso che venivano abolite purtroppo non esiste. Ecco, professoressa, allora andiamo da lei. Il dottore Saggio appunto ha fatto riferimento anche a quello che era un altro grande tema, no? Cioè quello dei luoghi di preparazione, che insomma tanti studenti però, diciamolo, in fondo devono anche dire grazie a tante scuole di preparazione per quanto riguardava la modalità precedente, per la presentazione appunto ai test d'ingresso. Lei cosa ne pensa adesso della situazione attuale? Sì. Allora, io penso a questo. Intanto, diciamo, pensare che il meccanismo della preparazione in scuole preposte potesse essere totalmente cancellato, secondo me è un azzardo, per vari motivi. Il primo dei motivi, secondo me più importante, è che questa riforma, che è stata approvata dal Parlamento e la legge è stata emanata in aprile, no? Ha cominciato a vedere i primi decreti attuativi da maggio, a partire da maggio 2025, per metterla su dal 1° settembre 2025. Io credo che a tutti noi possa essere chiaro e lampante che lo sforzo effettuato, l'analisi anche, no? I meccanismi di analisi su quale potesse essere, diciamo, ciò che porta alla migliore formazione, perché ricordiamoci che noi atenei dobbiamo guardare alla formazione dello studente, alla preparazione. Il tempo non è stato tanto, quindi in questo, diciamo, foga, in questa corsa, Sì. ovviamente le scuole di preparazione, che già esistono, hanno una loro storia, hanno una loro esperienza, hanno una loro rete, si sono, diciamo, posso dire, agevolmente, come dire, accomodate. Sì. E anche probabilmente con più facilità. Quindi ecco, continuare a sostenere che le scuole di formazione siano bandite, che insomma è stata evitata questa questione di formazione, cioè secondo me è una... No, ma infatti mi sembra che il dottore esattamente... Saggio dicesse proprio che non è accaduto, quindi come si presupponeva fosse, non è accaduto e nessuno vuole criminalizzare assolutamente nessuno. Però io mi domando, chiedo in particolare al Presidente dell'Ordine dei Medici, in una prospettiva futura, ammesso che questo sistema possa, come dire, no, radicarsi nel nostro ordinamento, quanto bene fa alla solita discussione che facciamo della carenza dei medici? Voglio dire, i posti sono più o meno sempre quelli, forse solo l'Università di Messina è riuscita a trovare un 10% in più, no, di posti per chi rimarrà. Ecco,
se i posti Guardi, sono quelli. Per quanto riguarda la federazione c'è una preoccupazione per questo discorso, perché praticamente questo aumento sono 3.000 in più i posti quest'anno in Italia. In tutto? In tutta Italia. E saranno anche negli anni a venire, quindi c'è una programmazione un pochettino esagerata, per cui noi pensiamo, anzi abbiamo delle chiare evidenze facendo delle proiezioni, che fra 10 anni ci sarà di nuovo la pletora. E quindi fra 10 anni avremo di nuovo la pletora con disoccupazione, eccetera. Fra l'altro il collo di bottiglia della specializzazione, che restano quelle che sono, pur aumentando i posti di medicina, quindi già c'è una strettoia. E poi dobbiamo ricordarci anche un'altra cosa, che già i posti di specializzazione non vengono coperti tutti quanti, solo il 75%, quindi il collo di bottiglia sarà ancora più grosso, perché questi neolaureati non saranno specializzati o perché i posti sono pochi o perché non vogliono specializzarsi, perché certe specializzazioni non le vogliono fare. Il prossimo step potrebbe essere agire proprio su questo collo di bottiglia, su questo imbuto. Per quanto riguarda questo discorso c'è qualcosa di programmato e anche delle proposte da parte della Federazione e dell'ENPAM. Ci sono delle specializzazioni che non sono ben viste e non sono appetibili, e delle specializzazioni molto appetibili. Allora la borsa di studio annuale è intorno ai 20.000 euro per queste specializzazioni. Si era pensato di portarla a 30-35 per le specializzazioni poco appetibili. La medicina d'urgenza. La medicina di urgenza, le chirurgie, la virologia, eccetera, eccetera. E pare che non si possa fare perché non ci sono le risorse. E allora c'è stata una proposta indecente, che però poteva avere anche un senso, cioè di diminuire la remunerazione delle borse di studio per le specializzazioni più appetibili e spostare questa cifra per le poco appetibili, e non si può fare nemmeno questo, quindi la vediamo nera. Allora, la vediamo nera. Se la potrebbero vedere nera, e lo chiedo in questo senso alla professoressa Milone, se la potrebbero vedere nera tutti quegli studenti che non troveranno un posto per poter proseguire gli studi di medicina e chirurgia. Perché? Cosa accadrà? Ammesso che naturalmente si raggiungono il punteggio giusto, no? Si arrivi comunque a superare la materia anche con 18, giusto è sempre lì, le regole sono sempre quelle, però magari non trovo posto in facoltà. Arrivati a dicembre, gennaio, cosa faccio? Cosa posso fare? Allora, lei ha colto perfettamente il tema, secondo me ormai l'erogazione del semestre filtro è andata ed è quasi superata. Allora, il vero tema è questo. Soprattutto per tutti gli studenti che sono in posizione utile in graduatoria nazionale, ma a causa dell'esaurimento dei posti, perché comunque ricordiamo che il numero dei posti è contingentato, hanno, come dire, l'idoneità, se vogliamo, però non vi è il posto. Allora, cosa succede? Intanto questi studenti in prima battuta possono optare per iscriversi al cosiddetto corso affine che hanno scelto, no? Perché loro, nella fase di iscrizione di Universitary, dovevano scegliere il corso primario e un corso affine. Allora, il corso affine all'interno di un pacchetto di corsi di laurea che sono stati identificati dal Ministero. Quindi questa è l'opzione più, lo scivolo, se vogliamo, a cui lo studente può accedere, con il riconoscimento dei crediti acquisiti, delle votazioni, eccetera, eccetera, e ritentare l'anno successivo il semestre filtro di nuovo. Mi domando, scusi professoressa, queste tre competenze acquisite, no? Quindi chimica, fisica e biologia, li supero e però non riesco in ogni caso a rientrare, diciamo, in un'altra di queste facoltà, non lo voglio fare, non mi piace, voglio ritentare medicina. Restano un bagaglio acquisito quelle materie o no? Bisogna ritentare tutto da capo? Sì, no, restano acquisite. Restano acquisite. Diciamo che allora quello che prevede il decreto ministeriale, intanto che si può accedere al semestre filtro per 3 volte. Allora, acquisisco le competenze
Se mi riscrivo a un secondo corso di semestre filtro, Devo rifare l'esame. mi vengono riconosciute le frequenze, quindi non ho l'obbligo di frequentare la seconda volta, ma devo rifare l'esame. Certo, perché devo tentare di entrare in graduatoria con un punteggio superiore, però diciamo non ho l'obbligo di frequenza. Ecco, questo mi sembra un altro grande e importantissimo chiarimento. Allora, 15:01, siamo praticamente già alla fine di questa puntata che prevede, secondo me, prevederebbe veramente l'ampliamento dell'argomento, e volevo semplicemente ricordare che il nostro pubblico che ci segue ha mandato dei messaggi, ne leggo uno soltanto, magari parlo di questo col dottore Saggio. Mi chiedo come mai solo in medicina ci sono queste restrizioni, malgrado ci siano tante difficoltà negli ospedali per mancanza di medici e infermieri. Parla del fatto, insomma, il medico è una casta e quindi... No, ma il discorso, la risposta è pronta, perché praticamente per quanto riguarda il numero chiuso o come lo chiama la ministra, numero aperto rivedibile. È carino, numero aperto rivedibile. È un obbligo europeo. Se noi togliamo il numero chiuso, la nostra laurea non vale più per l'Europa, resta, e abbiamo poi delle sanzioni, eccetera. Quindi il numero chiuso è un obbligo europeo, o il numero programmato o rivedibile, come lo vogliamo chiamare, e quindi è un obbligo europeo, quindi non si può togliere, e questo lo sapeva anche il Ministro quando diceva che lo toglieva, non si può togliere se vogliamo restare in Europa. Per quanto riguarda il discorso della casta, eccetera, il discorso è il solito, purtroppo fu una casta, oggi non lo è più. Ecco, però diciamo in linea di massima, guardando a questa cosa in positivo, che chiedere la possibilità di un ampliamento ulteriore diciamo dei posti e dunque un investimento nelle facoltà di medicina, no? Perché l'ampliamento non è che uno dice adesso vabbè voglio ampliare, non voglio ampliare, è amplio se posso farlo, se ho i luoghi, se ho i docenti, dunque ci vuole un investimento. Credo che poi alla luce di tutto questo si può fare questo percorso magari semestrale, però torniamo al discorso delle risorse. Certo, e torniamo al discorso delle risorse e al desiderio di investire in una cosa importante come questa nel nostro paese. Credo insomma che su questo non ci possa essere dubbio, non c'è dubbio che sia una grande risorsa. Le risorse ci vogliono per questo, ci vogliono per riprendere a rifare le assunzioni a pieno ritmo, eccetera. Quindi anche il problema delle risorse purtroppo è molto molto cogente. Professoressa, possiamo dire passo dopo passo, chissà, magari... Passo dopo passo, ma tra l'altro volevo aggiungere un piccolo particolare che sicuramente troverà, come dire, favorevole anche il Presidente. Cioè, la laurea in medicina e chirurgia ormai è una laurea abilitante. Certo. Il che significa che il percorso formativo deve essere un percorso formativo fortemente impegnato anche sull'aspetto dei tirocini professionalizzanti nelle strutture. Ci vogliono strutture sanitarie, tutor, cioè si muove una macchina importante, cioè non è solo ampliare il numero del primo anno. Certo. Certo, assolutamente, vabbè, è tutto a cascata, ci mancherebbe altro. Va bene, noi ci dobbiamo assolutamente fermare. Io vi ringrazio moltissimo, possiamo dire un in bocca al lupo grandissimo a tutti gli studenti di questo primo anno, insomma, che sia un'esperienza bella per tantissimi di loro, e lo sarà certamente. Vi auguro buon lavoro, perché immagino che non sarà stato agevole iniziare quest'anno accademico. Grazie professoressa Ida Milone, buon lavoro all'Università di Messina, e dottore Alfio Saggio, grazie sempre per la sua preziosa presenza. Il nostro appuntamento con Sicilia 24 Focus si rinnoverà domani, come sempre alle 14:30. Buon pomeriggio.